Il presidente del Comitato Civico Aeroporto e Infrastrutture della fascia centro-meridionale della Sicilia, Angelo Principato, attraverso un comunicato stampa, afferma: come è noto, il 24 e 25 maggio la cittadinanza sarà chiamata a eleggere il sindaco, scegliendo il candidato il cui programma sarà ritenuto maggiormente valido, serio e fattibile per migliorare la situazione attuale. Un programma, continua Principato, che riteniamo debba ottemperare, tra l'altro, all'esigenza di togliere Agrigento dall'isolamento logistico attuale, indispensabile per rilanciare la sua economia attraverso la realizzazione delle infrastrutture necessarie, che purtroppo mancano, tra le quali spicca per utilità e fattibilità l'auspicato aeroporto della fascia centro-meridionale dell'isola, per cui questo comitato si batte ormai da tanto tempo. Pertanto, continua il presidente Principato, ai fini di una reale e migliore valutazione delle candidature attraverso l'esame dei programmi che ogni aspirante alla carica di primo cittadino intende sottoporre all'attenzione degli elettori, si suggerisce e si chiede di evidenziare la propria adesione a questo importante obiettivo, inserendolo tra i punti basilari e qualificanti del proprio programma elettorale. Appare superfluo, continua il presidente del comitato Angelo Principato, in questa sede rimarcare l'importanza ai fini dell'economia di un aeroporto la cui realizzazione si appalesa semplice, fattibile, rapida e non dispendiosa, se paragonata ad altre opere, quali le autostrade, anche in ragione dei passi finora compiuti per mezzo della fattiva e continua opera di questo scrivente. Il progetto all'esame del Ministero per l'inserimento nel PNA per la successiva realizzazione dell'opera e soprattutto una scelta politica, conclude il presidente Principato. Ecco perché si chiede ai candidati di scendere in campo per perorare questa causa e dichiarare apertamente e in maniera inequivocabile la loro posizione in ordine all'argomento aeroporto di Agrigento.